C'erano una volta una mamma e un papà che non dormivano mai. Quella che sentite è la voce di Mamma Miele, la donna che da 3 anni è diventata la mamma di Vittorio Fortunato, il bimbo che venne abbandonato appena nato a novembre del 2020 a Ragusa e che adesso il Tribunale dei minori di Catania sta per far tornare dalla madre biologica. È l'inizio di una storia che un giorno ti racconterò e che scrivo adesso, nel cuore della notte, distesa sul divano con te che dormi sul mio cuore. In questa storia ci sono dolori che si intrecciano tra la Sicilia e Roma e vite in sospeso. In questa storia c'è la vita di un bambino sopravvissuto al primo abbandono grazie al cuore di una coppia che lo prese in affido preadottivo e adesso in procinto di vivere una seconda separazione da quella stessa coppia che lui, a 3 anni compiuti, chiama mamma e papà. Una separazione che può diventare trauma irreparabile, ma che per i giudici sembra essere il bene del bambino. Il caso ha toccato il cuore di migliaia di persone, per la precisione più di 21.000, che in 8 giorni hanno firmato la petizione online sul portale change.org per far rimanere Vittorio Fortunato con Mamma Miele, nome di fantasia usato dalla madre che lo ha ricevuto in affido preadottivo il 14 gennaio 2021 dal Tribunale per i minorenni di Catania, quando il piccolo aveva 2 mesi. Le cronache del novembre 2020 raccontano che la mamma biologica partorì il bambino da sola, in casa, a Modica, aveva nascosto la gravidanza. Poi chiamò il padre biologico, un macellaio di Ragusa con il quale non conviveva, pur avendo un'altra figlia insieme. Il macellaio prese il fagottino, lo portò da Modica a Ragusa e lo abbandonò vicino ai cassonetti, dentro un sacchetto di plastica, chiamando le forze dell'ordine e fingendo di averlo ritrovato. Per quel reato l'uomo è stato condannato a 2 anni, ancora sotto processo invece la madre biologica. A giugno del 2021 la Corte d'Appello di Catania revoca l'adottabilità del bambino, ma secondo l'articolo 21 della legge 184 del 1983 l'adottabilità non può essere revocata nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo. In mezzo alle carte dei tribunali ci sono la vita di una madre biologica che ha espresso troppo tardi la volontà di riavere indietro suo figlio, che poteva anche morire dentro quel sacchetto di plastica, la vita di una madre affidataria a Roma che da 3 anni vive cuore a cuore con il suo bambino e soprattutto la vita di Vittorio Fortunato, che non è un pacco postale, ma un essere umano che ha formato la sua anima e la sua personalità in una casa di Roma, dalla quale entro il 28 dicembre dovrebbe per sempre allontanarsi. La chiesa del cimitero dei Rotoli è piena, alcuni insegnanti sono in lacrime, i compagni di scuola del 13enne che sabato sera si è suicidato sulle scale di casa Villa Grazia di Carini piangono disperatamente. I genitori sono piegati dal dolore. Si sono celebrati questa mattina i funerali dell'adolescente che si è tolto la vita perché forse vittima di bullismo e se veramente così è stato lo stabiliranno le 2 indagini per istigazione al suicidio aperte dalla procura ordinaria e da quella per i minorenni di Palermo. L'unico punto fermo di questa tragedia è la fragilità del ragazzo, forse deriso per le sue incertezze sessuali. Una messa che è durata circa mezz'ora, il prete che ha celebrato i funerali non si è sbilanciato sul gesto del 13enne, ha solamente detto: per me resta un angelo. Abbiamo anche parlato con alcuni insegnanti al termine della messa, loro ci hanno detto che non avevano notato nulla di strano appunto nei confronti del ragazzo, addirittura qualche giorno fa il 13enne aveva anche scritto, aveva elaborato un tema in cui parlava del suo futuro. La scuola che frequentava il 13enne fa quindi muro, per domani però era in programma un colloquio con lo psicologo, come ha confermato la stessa preside dell'istituto. Acrobazia a bordo di uno scooter sfrecciando tra le macchine. Accade a Catania, in viale Domenico Tempio, nei pressi del porto. Il protagonista delle immagini che vi proponiamo è un ragazzo di 17 anni. Impenna, si alza con i piedi sul sellino, poi sempre impennando guida, si fa per dire, sulle ginocchia e così via. Manovre pericolose che sono state al centro di un video diffuso sui social, diventato virale nel giro di poche ore. La Polizia di Stato di Catania, grazie a queste immagini, ha rintracciato il giovane che si è reso responsabile di tutta una serie di violazioni di norme al codice della strada. Gli agenti della squadra volante, a seguito di un'attenta attività investigativa e alla luce appunto del video girato che immortalava queste pericolose acrobazie del giovane a bordo dello scooter, si sono messi alla ricerca del responsabile. Le indagini hanno permesso con tempestività di risalire alla proprietaria del mezzo e di conseguenza all'autore della bravata, cioè il figlio 17enne. Sentiti in merito, madre e figlio hanno ammesso le proprie responsabilità, mostrando ai poliziotti
poliziotti lo scooter che è stato utilizzato e che poi è stato danneggiato a causa di un incidente accaduto in seguito. Sulla base di quanto accertato, gli agenti hanno contestato alla donna le infrazioni commesse dal ragazzo, applicando le sanzioni pecuniarie previste dal codice della strada. Lo scooter invece è stato sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni. Gestiva tutto lei, la Mater Familias. La 34enne curava tutto nei minimi dettagli. In alcuni casi si occupava anche del trasporto, dell'occultamento e del rifornimento della droga. La piazza di spaccio di via Miramare ad Avola era la sua roccaforte. Si riscontrava la presenza di più di 180 assuntori per giorno per ingenti ricavi. Sono 9 i destinatari della misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Siracusa. In 7 sono finiti in carcere, un minore in comunità. Tutto era gestito in famiglia. Suoceri, cognati, ma anche figli minorenni. Erano proprio i più giovani a trasportare la droga. Da tutta la provincia arrivavano qui per acquistare cocaina, hashish o marijuana. La modalità take away fruttava alla piazza migliaia di euro al giorno. Erano pronti anche agli imprevisti. Se le forze dell'ordine avessero sequestrato droga, il grossista di fiducia li avrebbe riforniti con una cessione a credito. Grazie all'elevato rapporto fiduciario che era tra fornitore e la Mater Familias, si poteva andare ad acquistare lo stupefacente a credito di modo da ripianare le eventuali perdite e andare a compensare i passivi. L'organizzazione quindi era pronta a tutto, nulla era lasciato al caso per quella che consideravano un'impresa che adesso la Polizia di Stato ha smantellato, sequestrando anche droga e soldi. Chi doveva spostare anche soltanto una pietra dal cimitero comunale di Pozzallo doveva rivolgersi a lui, che con il suo atteggiamento intimidatorio, sfociato più volte in aggressioni fisiche, danneggiamenti, persino incendi appiccati alle opere in legno presenti, comandava sul Camposanto. Uno dei 13 indagati, tutti tra i 30 e i 50 anni, dai carabinieri di Modica, in collaborazione con i comandi di Ragusa e Catania nel corso dell'operazione Pietra Tombale, è riuscito per mesi a gestire e avere sotto controllo tutti i lavori edili all'interno dell'area cimiteriale pozzallese. Le indagini che hanno condotto all'uomo sono partite nel maggio del 2022 con lo scoppio dell'incendio in un cantiere edile all'interno del cimitero. Tra reati contestati, oltre a estorsione e danneggiamento, anche detenzione e porto abusivo di arma da fuoco, poiché l'uomo ha sparato contro il titolare di una ditta che avrebbe dovuto procedere all'esecuzione di alcuni lavori ma che non aveva ottenuto il suo assenso, visto che i lavori al cimitero erano sua prerogativa. Insomma, una sua proprietà. Un clima di terrore e assoggettamento in tutto ciò che riguardava realizzazione di tombe, cappelle ed edicole funerarie all'interno del cimitero di Pozzallo. I carabinieri hanno anche scoperto un'intensa attività di spaccio partita da Catania, marijuana, hashish e soprattutto cocaina, per un valore complessivo di circa 50.000 euro. Anche in questo caso i rapporti tra chi spacciava e chi acquistava erano caratterizzati da minacce e violenze fisiche, quando i consumatori non riuscivano a compensare il proprio debito. Sono stati identificati 20 acquirenti e 6 fornitori di cocaina, tutti catanesi pluripregiudicati. Caos e disagi, file chilometriche e difficoltà anche a spostarsi poche centinaia di metri. Con la chiusura dell'autostrada 20 Messina-Palermo tra gli svincoli di Rometta e Milazzo, tutto il traffico si è riversato sulla strada statale 113, mandando in tilt la viabilità dei tanti comuni tirrenici. La chiusura del tratto della 20 si è resa necessaria per i lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale. L'autostrada in direzione Palermo è stata riaperta solo in serata e rimarrà aperta anche nella giornata di domani. I lavori nella carreggiata in direzione Messina procederanno invece secondo il programma previsto dal 16 al 17 novembre, con obbligo di uscita a Milazzo e di ingresso a Rometta. Sulla statale 113 tra Milazzo e Rometta la fila delle auto è stata chilometrica e non ha accennato a diminuire, anche a causa dei numerosi tir che transitano tutti i giorni su questo tratto, considerata la vicina area industriale. I maggiori disagi sono stati per i pendolari, problemi soprattutto a Torre Grotta, dove si crea un imbuto con le auto costrette ad andare a passo d'uomo. Numerose le pattuglie presenti per veicolare il traffico, mentre il Consorzio Autostrade ha assicurato che sarà disponibile la corsia di emergenza per far transitare, qualora fosse necessario, mezzi di soccorso via autostrada. Quanti anni hai? 29. Hai fatto mai qualche controllo prima d'ora? No, assolutamente.
Questo è il primo? Sì, il primo. Come mai? Non ho mai avuto l'opportunità di poterlo fare, non ci ho nemmeno mai pensato. Ma oggi facendo questo controllo hai capito qual è l'importanza della prevenzione? Sì, certo. Sì. In futuro quindi ti controllerai? Sì, certo, sì, assolutamente. Lei è Ilari Luisa, una delle donne che ha aderito al progetto del comune intitolato Facciamo Prevenzione a Catania, che sta coinvolgendo i 6 municipi già dal mese di ottobre. In totale si prevede che gli screening effettuati in totale saranno circa 500, mirati alla prevenzione oncologica per individuare la presenza di carcinoma mammario. Qui siamo nella sede del 5° municipio dove il presidente Antonino Vincenti ha accolto l'iniziativa, che non sarà l'unica. Siamo a circa 40 screening. Quindi ci sono state una buona adesione, quindi già si programma una seconda data che ancora dobbiamo stabilire e quindi chi volesse informarsi può rivolgersi in municipalità per avere informazioni in merito a una nuova data e quindi poter eseguire lo screening in maniera totalmente gratuita. Non solo il vantaggio di poter beneficiare di controlli a costo zero, ma anche di poterli ricevere nell'immediato, visti i tempi biblici nelle prenotazioni. Grandissimo successo, ma non soltanto perché la gente comunque ha la possibilità di venire a farle nel proprio municipio, ma perché è la difficoltà economica del momento e soprattutto la difficoltà di prenotarsi tramite ASP o CUP, perché medici in ospedale ormai siamo rimasti veramente in pochi. La prevenzione costa e le spese frenano il dilagare dei controlli, poi c'è anche la paura. Non si controllano fondamentalmente anche per motivo di paura, si toccano un nodulo, hanno paura, non trovano lo spazio, il medico compliante o non hanno la possibilità economica e io vedo spesso persone con tumori già in stato avanzato. Fino ad ora sono 300 gli screening eseguiti e in alcuni casi è stata rilevata la presenza di un carcinoma. Già in questo screening che oggi toccherà quei quasi 300, 9 tumori accertati da mammografie. Cioè io mi ho fatto fare pure la mammografia poi gratuitamente sempre e abbiamo accertato 9 casi. Prossimi appuntamenti con gli screening gratuiti il 20 novembre alle 15 alla Misericordia di San Giorgio per la 6ª municipalità, il 21 alle 9 nei locali della 4ª municipalità e il 25 novembre alle 9 al Castello di Leucatia per il 2° municipio. Ricordiamoci che sono patologie psichiatriche, quindi accanto a dei comportamenti riferiti all'alimentazione, spezzettare, ridurre l'alimentazione, andare spesso al bagno per vomitare piuttosto che frazionare il cibo, bere molta acqua, fare molta attività fisica ad esempio per consumare, c'è un vistosissimo cambiamento di carattere, cioè i ragazzi e le ragazze che erano brillanti, allegri, solari diventano tristi, mutacici, irritabili. La Sicilia è ultima per offerta assistenziale dei 4 livelli di sostegno ambulatoriale, ospedaliero, Ci sono zone della Sicilia che non sono assolutamente coperte dall'assistenza ambulatoriale. Questo significa che moltissimi cittadini dalla Sicilia cominciano a migrare, cominciano ad andare al nord, cominciano a cercare strutture fuori e questo ha dei costi. Le sfide via social sono le vere trappole per gli adolescenti più fragili che hanno sofferto maggiormente dopo la pandemia da Covid. Quasi 2 giorni senza acqua per Messina. Sarà un venerdì difficile per gran parte della città. Previsto infatti il primo di 7 interventi programmati che renderanno più sicura e funzionale la condotta idrica che da Fiumefreddo arriva a Messina. Rubinette a secco da sud a nord, tranne alcune zone limitate e rifornite da piccoli pozzi. Previsti 2 interventi nella zona di Taormina, dove verrà interrotta l'erogazione ed inserito un bypass, un'operazione complessa che sarà ripetuta in altri 7 punti, una al mese, da qui ad aprile, e che servirà a rendere meno vulnerabile la conduttura e a ripararla dalle intemperie. Un intervento programmato, un intervento che è già stato previsto, diciamo così, da questo piano straordinario, che consentirà non solo di ridurre il numero di acqua che viene sprecata con le perdite di una condotta ormai vetusta, ma che ci consentirà di arrivare all'obiettivo che ci siamo prefissati da un paio di anni, cioè l'acqua H24. È un intervento che chiaramente creerà qualche disagio, stiamo cercando di trovare, anzi abbiamo trovato tutte le soluzioni per mitigare quello che è il disagio che ci sarà venerdì e sabato. Sono interventi, ripeto, che si protrarranno da novembre fino ad aprile, una volta al mese, e ci dobbiamo abituare perché stiamo ammodernando una condotta che è del 1920. Contemporaneamente a Messina, approfittando dell'interruzione, verranno effettuate piccole riparazioni. Domani in prefettura vertice programmato per mettere a punto il già approntato piano di emergenza per la distribuzione. 7 autobotti riforniranno ospedali, caserme, condomini e inoltre saranno allestiti dei punti fissi di distribuzione. È di circa 70 milioni di euro l'investimento sino al 2026.
Il Lucarelli Ter è di fatto ufficialmente iniziato, il tecnico livornese ha già diretto il suo primo allenamento, le prime impressioni raccolte subito dopo dunque la prima giornata di lavoro. La prima sensazione è stata buona, comunque la squadra ha delle qualità, come sempre in queste situazioni sicuramente la testa non aiuta e a volte fa sembrare le cose peggiori rispetto a quelle che in realtà sono. Quindi la prima cosa è cercare di ripartire da lì, dare delle certezze a questi ragazzi, dare la serenità a questi ragazzi, e qui ovviamente è importante anche il ruolo della piazza. E invece il mister come si approccia a questa nuova avventura? È la terza sotto il vulcano. Ma io col solito entusiasmo di ogni volta che sono venuto qui a Catania, poi insomma, questa è una piazza che io non ho mai dimenticato e né ho mai smesso di frequentare in questi anni, perché comunque quei 4-5 passaggi annuali li facevo sempre, quindi era un qualcosa che sapevo che prima o poi sarebbe tornato. Sono, come diceva quella canzone famosa di Venditti, che certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, e in questo caso non abbiamo neanche fatto un giro troppo immenso, perché dopo questi 4 anni alla Ternana sono tornato a Catania, nonostante avessi anche la possibilità di rimanere in Serie B, però diciamo che era, ripeto, penso di dover finire un lavoro iniziato 6 anni fa.